protesta delle associazioni ambientaliste e dei cittadini ieri alla Villa del Sole ad Agrigento per il taglio degli alberi, mentre il Codacons chiede l'accesso agli atti. Un convegno sulla malasanità si è svolto sabato organizzato dal PD provinciale, interviene al dibattito anche il cartello sociale di Agrigento. A Favara si è svolto il concerto di Natale presso la chiesa di San Calogero, mentre in quella di Santa Rosa consegnate le onorificenze ai carabinieri e all'Ordine di Malta per la solidarietà mostrata verso l'Ucraina. A Raffadali consegnati i premi del concorso Una poesia per il Natale e quelli speciali a diverse personalità che si sono distinte nel corso del 2023. A Porto Empedocle entrano nel vivo le manifestazioni natalizie con una mega torta di 100 kg. L'Acagas perde ancora in casa con il Siracusa per 2-0, una panoramica sportiva delle serie minori. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. Una manifestazione di protesta si è svolta ieri presso la Villa del Sole per lo scempio effettuato con il taglio degli alberi, promossa da diverse associazioni ambientaliste agrigentine, cui hanno partecipato anche diversi cittadini che hanno voluto ribadire il loro no a quanto fatto il servizio. Una manifestazione di protesta si è svolta ieri presso la Villa del Sole ad Agrigento per lo scempio effettuato da parte dell'amministrazione comunale agrigentina con il taglio degli alberi, promossa da diverse associazioni ambientaliste, ma anche tanti cittadini presenti che hanno voluto ribadire il loro no a quanto fatto. Una piattaforma con diversi punti programmatici da seguire è stata decisa dagli organizzatori del sit-in. Noi abbiamo manifestato perché siamo indignati di come Villa del Sole praticamente è diventata. Abbiamo molte perplessità su quello che si vuole realizzare. Associazioni, cittadini vogliono che si ponga rimedio a questo scempio. Abbiamo deciso di creare un comitato per studiare le eventuali soluzioni e anche di chiedere un incontro all'amministrazione per discutere il da farsi. Naturalmente chiederemo anche un incontro alla Regione e per trovare delle soluzioni per ridare questo polmone verde alla città di Agrigento. E il Codacons di Agrigento è intervenuto sul taglio degli alberi di Villa del Sole. È stata inviata una PEC per l'accesso agli atti presso la Sovrintendenza di Agrigento sull'eventuale nulla osta alla realizzazione all'interno della Villa del Sole di un fabbricato con annessa distruzione del patrimonio arboreo. Un incontro sul tema La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti si è svolto presso il noto albergo cittadino da parte della Federazione Provinciale del PD. Noi eravamo sul posto. Un incontro oggi del Partito Democratico qui ad Agrigento per parlare sulle problematiche della sanità ad ampio spettro, in particolare nella nostra provincia. Ne parliamo con Simone Di Paola, segretario del PD di Agrigento. Sì, questo incontro si inquadra in una serie di incontri tematici che abbiamo iniziato a settembre sul tema del PNRR e dell'autonomia differenziata e che continueremo nei prossimi mesi, perché pensiamo che il ruolo del nostro partito debba essere quello di costruire attrattività sui territori, riprendendo contatto e contezza sui grandi temi da cui passa la crescita e lo sviluppo. Il tema della sanità è un tema di diritti negati ad Agrigento come in Sicilia, dove la condizione complessiva, strutturale della sanità pubblica viene ogni giorno, quotidianamente mortificata e sacrificata da una gestione assolutamente inadeguata che offende il bisogno di buona salute pubblica dei cittadini e che non può non vedere il Partito Democratico come principale forza di cambiamento del territorio in prima linea nel difendere i diritti dei cittadini. Abbiamo voluto intitolare questo nostro incontro citando l'articolo 32 della Costituzione, perché pensiamo che la nostra Costituzione oggi in Sicilia, in provincia di Agrigento, quantomeno sul tema del diritto alla salute, venga quotidianamente e ogni giorno contraddetta da una gestione che non più
non può più essere accettata e che noi dobbiamo contrastare con ogni mezzo e con ogni strumento a nostra disposizione. Onorevole Catanzaro, si discute di sanità, un tasto dolente cui lei spesso è intervenuto con diverse interrogazioni parlamentari verso il governo Schifani. Ma io più che si discute direi che si continua a discutere di un argomento che non è solo sanità ma è diritto alla salute, come la chiamo io, perché ormai sono tanti i mesi, gli anni che si parla di un problema che affligge la nostra regione siciliana e mi permetto di dire anche a livello nazionale. Però per quanto riguarda la nostra provincia di Agrigento è una provincia martoriata, l'abbiamo visto con quello che è accaduto nei vari ospedali, con le dimissioni di medici, con problemi che riguardano non soltanto un reparto ma tanti reparti. Oggi e ancora oggi attendiamo di comprendere e capire qual è la vera risoluzione ad un quesito, ad un problema da parte di questo governo regionale. Guardi, è proprio notizia di qualche ora fa, qualche giorno fa, proprio in commissione bilancio. Noi usciamo da poche ore su una manovra finanziaria che vedeva più di 3 articoli sul diritto alla salute e sulla sanità e il governo li ha ritirati. Ancora attendiamo di capire qual è l'accordo Stato-Regione e qual è la idea di questo governo regionale sulla strategia politica e divisione sulla sanità in Sicilia. Spero che non sia quello di fare intervenire la sanità privata ad aiutare la sanità pubblica. Questo è quello che io auspico e quindi gradirei che il governo Schifani si occupasse di andare a Roma e cercare di capire qual è la reale condizione che noi abbiamo sul diritto alla salute in Sicilia. Bilancio di fine anno sulla sua attività all'ARS? Ma guardi, il bilancio di fine anno sulla mia attività all'ARS di solito non devo essere io a darlo, devono essere gli altri, il territorio. Noi quest'anno da presidente del gruppo parlamentare del PD abbiamo cercato di dare il nostro contributo a quella che è l'inefficienza delle proposte di questo governo regionale, lo stiamo facendo anche adesso in questa manovra finanziaria che da 40 articoli è andata con un quarto in meno a 30 articoli. Si sta costruendo come al solito una finanziaria regionale sul Castello di Sabbia perché c'è un fondo accantonamento di 500 milioni di euro su 900 milioni e quindi attendiamo nelle prossime giornate, proprio mercoledì nella discussione generale che partirà in aula, per dare il nostro contributo come l'abbiamo fatto nelle commissioni di merito e nella commissione bilancio. È chiaro che la provincia di Agrigento continua a rimanere nelle ultime posizioni a livello nazionale, ma mi permetto di dire che non è nell'agenda politica di questo governo regionale in continuità politica con il passato. Una maggioranza che scricchiola, si riuscirà a votare questa finanziaria? Ma guardi, lo deve chiedere alla maggioranza, perché noi l'abbiamo detto a più livelli, a più volte, che più di correre per approvare una manovra finanziaria bisognerebbe capire quello che c'è dentro una manovra finanziaria. Non è la fretta che porta le soluzioni ad un territorio martoriato come la Sicilia, ma sono i contenuti, e di contenuti ce ne sono davvero pochi. Onorevole Iacono, oggi un interessante convegno, un incontro sullo stato della sanità in Sicilia, ma in particolare nella nostra provincia. Lo definirei un incontro dibattito più che altro, perché la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Agrigento ha organizzato proprio questa iniziativa pensando di ascoltare anche gli operatori, le associazioni, i comitati e quanti cittadine e cittadini vogliono anche manifestare la propria opinione su questo stato di continua e costante emergenza che vive la sanità in Sicilia e soprattutto nella nostra provincia. Chiaramente noi vediamo e intravediamo purtroppo nel prossimo futuro un percorso già avviato da tempo che sta andando verso la privatizzazione di un servizio che per noi è un servizio che deve essere pubblico e che è un diritto costituzionalmente garantito per le cittadine e i cittadini del nostro paese e della nostra Sicilia, il diritto alle cure e il diritto alla salute, che non può assolutamente venire meno perché non tutti possiamo e possono permettersi cure private. A questo non si può arrivare e noi siamo qui, siamo stati già presenti nelle piazze, continueremo a fare le battaglie anche
all'interno delle istituzioni affinché la sanità venga finanziata e sostenuta, e sulla sanità pubblica bisogna investire a tutti i livelli, sia a livello regionale che a livello nazionale. La sua presenza a Roma ha già un bilancio della sua attività, sinteticamente? È già trascorso un anno, un lungo e impegnativo anno, è molto difficile chiaramente fare una sintesi di un'attività parlamentare che è complessa, che dura appunto un giudizio magari su questo governo Meloni, che è proprio sulla sanità. Il giudizio su questo governo in generale, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è assolutamente negativo, anche sulla sanità, perché è un governo che vuole sostenere, vuole garantire il diritto alla salute ai cittadini e mantenere la sanità pubblica, non la definanzia come ha fatto nell'ultima legge di bilancio dello Stato. E all'assemblea del PD sulla sanità è intervenuto Alfonso Buscemi in rappresentanza del cartello sociale di Agrigento. Il cartello sociale è intervenuto in questo dibattito relativamente alla sanità organizzato dal PD con parole, diciamo, molto forti. Il cartello sociale è sempre presente dove si parla di sanità, dove si denuncia la mala sanità, dove si propone una buona sanità. Noi abbiamo apprezzato l'interessamento del partito per la città di Agrigento, ricordiamo la grande manifestazione fatta da Agrigento prima, poi a Canicattì, poi a Sciacca. Vede, sulla sanità ormai i cittadini capiscono da sé che devono martellare questo governo regionale in particolare, ma anche il governo nazionale. Tanta gente non ce la fa più a curarsi, ha persino deciso di non curarsi, perché c'è da disperarsi nella sanità pubblica e perché non si hanno più le risorse per curarsi nel privato. I pensionati sono nella nostra provincia quelli che hanno una media di pensione più bassa assoluta al mondo, mentre nel nord Italia una media pensionistica di 1.700 euro, in Sicilia 1.300 euro, ad Agrigento 1.050. I pensionati non possono più curarsi e non possono comprarsi le medicine. Da noi il tasso di disoccupazione è talmente elevato che ormai si fa persino fatica a riportarlo. Da noi la media di uno stipendio è così bassa che chi lavora è tra i poveri. E allora, per ritornare alla sanità, noi chiediamo che vengano fatte subito i concorsi, le assunzioni. Si dice che mancano i medici, questo è un falso problema. Ad Agrigento mancano 1.900 operatori, di cui solo appena 500 sono medici. Noi abbiamo bisogno di dare serenità nei reparti, nei corridoi, nei poli ambulatori, anche con la presenza degli infermieri, degli OSS e degli ausiliari. Ecco perché il cartello sociale questa sera è intervenuto per dire ai cittadini: stiamo tutti assieme, alle forze politiche che sentono questo problema, mettiamoci insieme e spingiamo affinché questo governo regionale e nazionale la smettano di lavorare per privatizzare la sanità. E la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato circa 2 tonnellate di giochi d'artificio custoditi in un magazzino di proprietà di una ditta operante nel settore della fornitura all'ingrosso di prodotti per casalinghi. I finanzieri hanno sequestrato oltre 1 milione di artifici pirotecnici, constatando il mancato rispetto di qualunque norma di sicurezza che consentisse di detenere le merci pericolose. I giochi d'artificio risultavano stoccati vicino al materiale altamente infiammabile. Il titolare è stato denunciato con l'accusa di commercio abusivo in materiale esplodente, ma anche il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro. E sentiamo ora il vice sindaco di Ravanusa, Alessandra Calafato, tracciare un consuntivo sull'attività amministrativa del comune, amministrata dal sindaco Luigi Pitrola, eletto nelle scorse elezioni di maggio di quest'anno. Ecco, un bilancio di questi primi mesi di vostra attività al comune di Ravanusa, ce lo può fare? Sì, assolutamente sì, sono stati mesi molto intensi e entusiasmanti per certi aspetti e anche difficili, devo dire. Siamo partiti con un po' di svantaggio per via della questione legata all'esplosione che purtroppo si è verificata a Ravanusa, come tutti sappiamo, l'11 dicembre 2021. Abbiamo lavorato tanto per dare aiuto alle famiglie che si trovano ancora oggi in stato emergenziale e per portare avanti più velocemente possibile il progetto di delocalizzazione e di rigenerazione urbana dell'area devastata appunto dallo scoppio. Proprio a 2 anni dalla strage,
Qual è la situazione attuale? Stiamo chiedendo a gran voce presso tutta la deputazione locale aiuto per poter in qualche modo sostenere nel pagamento del canone di affitto gli sfollati, appunto come dicevo poco fa. Abbiamo chiesto aiuto alla deputazione locale nella persona soprattutto dell'onorevole Savarino. Abbiamo coinvolto l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità perché ci garantiscano velocità nell'appunto nel decretare il finanziamento che poi ci porterà a posare la prima pietra e che ci consentirà di garantire un alloggio a queste famiglie che hanno bisogno di ritrovare la propria casa. Avete preparato un cartellone natalizio abbastanza ricco di appuntamenti per poter accogliere chi vuole venire a Ravanusa? Sì, assolutamente sì. Abbiamo dato spazio ai giovani, alle associazioni che devo dire ci hanno positivamente stupiti. Il tutto è partito già quest'estate con la festa di Ferragosto, poi si sono succedute tutta una serie di festività che sono state prontamente onorate, la festa di San Michele, la festa di San Martino, l'Immacolata ci ha visti rispolverare quelle che sono le vecchie tradizioni e adesso ci stiamo confrontando prima col Natale, che appunto è caratterizzato da un calendario veramente molto ricco, e poi ci confronteremo anche con la festa del Carnevale, che da noi è molto sentita. Tra l'altro Ravanusa è stata inserita come comune che festeggia un carnevale storico, e questo è un grandissimo risultato per quanto ci riguarda, perché il carnevale diventa soprattutto occasione per celebrare anche la cultura, oltre che ovviamente quello che può essere un momento di svago e di divertimento. La situazione finanziaria che avete trovato com'è? Il comune, il bilancio era positivo, non c'erano problemi di voti, però il comune ovviamente era indebitato per via di tutte quelle opere che sono state finanziate e che sono state mutuate. Tutto qua. È un concerto di Natale si è svolto a Favara presso la chiesa di San Calogero. Ha seguito l'evento Giuseppe Moscato. Il quartiere di San Calogero, la parrocchia di San Calogero si anima con il Natale dal punto di vista religioso, dal punto di vista aggregativo, ma anche per trascorrere una bella serata di musica insieme. Sì, una bella serata per stare insieme, proprio per ricordare che il Natale ci ricorda l'incarnazione del Verbo, l'incarnazione di Gesù che viene in mezzo a noi, ma allietare anche questo con i canti di Natale, con gioia, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e grazie anche al Comitato Festeggiamenti di San Calogero che ha lanciato questa iniziativa proponendomela. Ecco, direi che per Favara bisogna prendere queste iniziative per portare anche un po' di allegria e di gioia in mezzo alla gente. Che Natale è questo 2023? Ma è un Natale da un lato gioioso, ma da un altro lato triste, perché queste guerre che ci sono, queste situazioni che di mancanza di serenità in alcune situazioni porta nelle famiglie, deve portare soprattutto a rendere ciò che è il centro del Natale, l'amore, perché il bambinello è venuto ad insegnarci che cos'è l'amore, e allora noi dobbiamo in questo tempo veramente seminare la pace, la concordia, l'amore e l'armonia nelle nostre famiglie, in qualsiasi ambiente dove l'uomo socializza. E poi la musica questa sera ci permette anche un momento di evasione. Esatto, sì, permette un momento di evasione, di condivisione, di stare insieme in comunione ed armonia. Sì, quest'anno abbiamo pensato di essere presenti anche durante le festività natalizie, intitolate Natale a San Calogero, e questo impegno messo in campo da tutto il comitato è un impegno che all'inizio è un sacrificio, poi arriva il successo, e se il successo arriva è grazie a tutti i fedeli che sono presenti ogni evento, sia religioso che di spettacolo. La musica è sempre un elemento di aggregazione. Sotto Natale forse assume anche un significato diverso. La musica è armonia, unione, condivisione, e devo dire che Giovanni ha voluto questo momento di condivisione artistica. Quale momento migliore? Il Natale. Questa sera faremo un concerto che ci vedrà riuniti tutti gli artisti di Favara. Mi dispiace solo per l'influenza, qualcuno non ci sarà, però
siamo sicuri che faremo, nonostante questi problemi, faremo un bellissimo momento di condivisione musicale. Non saremo soli, ci saranno pure i bambini, il coro dell'Aguarino, e insomma eseguiremo i brani più famosi della tradizione nazionale, internazionale e folclorica siciliana. Delle onorificenze sono state consegnate presso la parrocchia di Santa Rosa da Viterbo, al villaggio Mosè, da parte del CISOM per i propri volontari, componenti dell'Ordine di Malta, e ai carabinieri per quanto hanno fatto verso il popolo ucraino durante l'emergenza della guerra, raccogliendo 2 camion di medicinali. Noi abbiamo seguito l'evento. Don Luca, questa sera consegnerete qui presso la vostra parrocchia di Santa Rosa delle onorificenze. Ecco, ci spieghi meglio il senso di questa iniziativa? Sì, il CISOM, che è il braccio operativo del Sovrano Militare Ordine di Malta, questa sera vuole gratificare i volontari del Corpo Italiano di Soccorso per l'iniziativa che ha messo insieme l'Arma dei Carabinieri e il CISOM stesso durante l'emergenza ucraina. Abbiamo raccolto, io parlo come assistente spirituale, in realtà sono stati i volontari e i carabinieri che hanno operato per riuscire a mettere insieme ben 2 camion di medicine che sono stati spediti in Ucraina. Come assistente del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, del gruppo di dirigente, assistente regionale, io assicuro l'assistenza spirituale una volta al mese e nei diversi momenti importanti dell'anno, quindi è un incontro in cui si concedono queste decorazioni, ma anche di formazione spirituale nell'approssimarsi del Natale. Come valuta questa iniziativa? Extra e anche attività che ci legano molto alla Chiesa, a quelle che sono le attività religiose della nostra provincia, tipo San Calogero, anche attività con la protezione civile. Quindi è un'attività che farete anche per Natale? Sì, noi le continuiamo a fare in funzione anche delle richieste che pervengono. L'ultima che abbiamo effettuato è stato un servizio a Canicattì presso la Chiesa Madre durante l'arrivo delle reliquie del beato giudice Livatino. Si è svolto a Montevago un evento denominato Dalle macerie alla bellezza, con diversi momenti di svago, intrattenimenti tra i ruderi della vecchia città, con degustazioni dei prodotti tipici locali, tra cui olio e vino, e verso Agrigento, capitale della cultura 2025. Sentiamo il servizio. Dalle macerie alla bellezza, oggi abbiamo voluto dedicare una giornata proprio a questo tema, proprio per offrire al visitatore, in questo caso oggi agli escursionisti Visita Agrigento, quella che è la bellezza di questo luogo attraverso una passeggiata che hanno fatto tra i ruderi e una degustazione delle nostre eccellenze, olio e vino. E noi abbiamo detto più volte, lo ribadiamo, su questo luogo abbiamo buttato il cuore, abbiamo investito in questi anni, lo abbiamo recuperato. Ci sono partiti i lavori, la seconda fase dei lavori per la Chiesa Madre, e su questo luogo stiamo scommettendo il futuro della nostra terra e il futuro di Montevago. Sicuramente in pieno inverno e in questo clima che è così suggestivo, chi arriva ne rimane affascinato. Ecco, noi vogliamo che chi viene a Montevago ricordi Montevago non solo per il terremoto, ma per quello che ha rappresentato il dopo anche, quindi la nascita, la cultura e la bellezza. Sta funzionando moltissimo perché accanto alle terme, che è l'altra eccellenza che abbiamo sul territorio, chi viene qui ora sa che c'è un sito da visitare, una buona cucina e nello stesso tempo
tempo questo sito, per chi arriva, abbiamo scoperto, rimane colpito e affascinato, perché magari non immagina di trovare un luogo che oltre alla memoria dà anche una serenità, una bellezza, e su questo, ripeto ancora una volta, noi attraverso i percorsi visivi, attraverso il recupero della Chiesa Madre e attraverso altri lavori che vogliamo fare su questo luogo, vogliamo restituire non soltanto a chi oggi vive a Montevago, ma alle generazioni future e al turista che arriva da fuori, una bella carta di presentazione. E oggi siamo a Montevago, finalmente una bella passeggiata tra i ruderi per conoscere la rinascita di queste macerie a 55 anni dal terremoto. È un'esperienza che sarà comunque condivisa nel nostro sito internet con i nostri tour operator, in modo tale da poter proporre questa passeggiata anche turisti che arrivano un po' da tutto il mondo, far conoscere quello che è stato, ma quello che è adesso, i progetti in corso, la ricostruzione della vecchia Chiesa Madre, il murales di Ligame e tante altre bellezze che sono presenti in quest'area. Siamo a Montevago, sulle colline di Montevago, siamo produttori di olio extravergine d'olive e monocultivar di nocellara del Bere. Siamo la terza generazione di olivicoltori per passione, che oggi è diventata una professione, un mestiere che cerchiamo anche di tramandare ai nostri nipoti, ai nostri figli, per dare una continuità al lavoro che stiamo facendo attualmente. Ci proponiamo di offrire praticamente a una clientela internazionale, cioè quindi Stati Uniti, Nord Europa, una giornata di esperienze che noi abbiamo definito un po' una valuable experience. Queste visite che proponiamo quindi come esperienza dell'olio, dove praticamente diamo la possibilità di raccogliere le olive, toccare le olive con mano, simulare una raccolta manuale con le ceste, e proporre anche una raccolta meccanica con gli abbacchiatori elettrici, per poi passare praticamente quindi alla degustazione di prodotti tipici in abbinamento all'olio, e poi ad una tasting class a tutti gli effetti, dove proponiamo la degustazione di olio guidata del nostro olio, ma anche giustamente in comparazione con altri oli difettati o meno da diverse cultivar, per farne capire un po' le differenze tra una varietà di oliva ed un altro. Oggi il mondo dell'olivicoltura è molto vasto, molto ampio, inizia a essere di più interesse per la clientela, e quindi diventa anche un prodotto da saper abbinare con le diverse pietanze, sia al ristorante che senza barriere dell'associazione Investa per un Natale di inclusione, di condivisione. C'era per noi Giuseppe Moscato. Si chiama Parata Senza Barriere, è una manifestazione che avviene a Favaro ormai da qualche anno nel periodo natalizio, per la condivisione, per lo stare insieme, proprio per abbattere tutte le barriere, sia quelle fisiche sia anche quelle mentali. Se in tutto il mondo il Babbo Natale arriva con la slitta e con le renne, qui in Sicilia e a Favaro in particolare, come potete vedere, il Babbo Natale arriva col carretto siciliano, uno dei più bei simboli della nostra regione. Sono tante le associazioni che hanno deciso di partecipare a questo evento proprio per l'importanza e per il tema trattato. Non ci devono essere barriere, e quale migliore occasione per trascorrere un Natale in allegria, un Natale insieme, per essere, come si suol dire sempre, più buoni. Questo è la Parata Senza Barriere di Favara. Il nostro messaggio principale è quello di inclusione e solidarietà, perché è un Natale per noi senza barriere, e Favara lo sta dimostrando con la presenza di tante associazioni. Come si può vedere dal pubblico, ancora devono arrivare ancora altre associazioni, quindi credo che anche quest'anno sarà un successo come l'anno scorso. Quest'anno la terza edizione della Parata di Natale, come avete visto, come vedrete prossimamente, ci sarà anche un gruppo folcloristico, ci sarà un carretto siciliano che è il perfetto intreccio tra le tradizioni del passato e quelle contemporanee. C'è un po' di americano, c'è un po' di siciliano, c'è un po' di tutto, ma c'è soprattutto tantissima allegria e tantissima voglia di festeggiare le feste natalizie con l'armonia giusta. Appunto sì, la condivisione, l'inclusione, l'integrazione, abbiamo cercato di creare la magia del Natale
nel condividere tutto assieme per regalare dei sorrisi a chiunque sia presente oggi. E oggi sono in tante le associazioni, i semplici cittadini che hanno voluto condividere questa bella iniziativa. Appunto per questo sì, noi siamo felici di questo e quello che vogliamo lanciare questo messaggio di fare rete e insieme si riesce ad arrivare a uno scopo ben più rafforzato. Sì, quest'anno rispetto a tutti gli altri anni la nostra particolare camminata natalizia, la solita Christmas Runner, che è arrivata alla 7ª edizione, quest'anno ci siamo uniti proprio con la parata organizzata qua dalle associazioni in festa, quindi stiamo facendo una bella e grandiosa camminata natalizia con la condivisione di tutti i ragazzi. Beh, noi siamo già alla 3ª edizione, quando i runner e le associazioni ci hanno chiesto di partecipare siamo stati ben lieti come associazione SD Favara Bike, perché ci sentiamo di arricchire con la nostra presenza anche il Natale di Favara. Noi soprattutto quest'anno con i disabili ancora di più valore prende questa passeggiata, che noi faremo in modo di ripeterla sempre negli anni. Il Natale è la festa più bella dell'anno, ma se si vive con questa condivisione assume senz'altro un valore in più. Assolutamente, le associazioni in festa sono per noi veramente una parte fondamentale della comunità, perché riescono a creare questa armonia, questa sinergia tra tantissime associazioni presenti a Favara, riuscendo a portare qualcosa di bello che anzi secondo me dovrebbe essere molto più pubblicizzata fuori, perché sarebbe di grandissima attrattiva anche per gli altri paesi. Una iniziativa bellissima, l'anno scorso riuscitissima, quest'anno ancora meglio, ci stiamo divertendo nel clima natalizio e sono azzerate completamente eventuali differenze, eventuali difficoltà. Oggi siamo tutti uguali a marciare, a passeggiare per la città in un clima di festa, sembra un carnevale anticipato. Una condivisione veramente di associazioni, di liberi cittadini della città, che vuole dire sì alla condivisione, sì allo stare insieme. Oggi c'è Favara per le vie della città, ci sono le associazioni, ci sono i gruppi, ci sono le persone, i cittadini normali, ci stiamo divertendo tutti assieme. E passiamo la linea alla regia per gli spot pubblicitari. La consulta delle associazioni di AICA esprime profondo rammarico per i disservizi che l'utenza sta subendo, le continue rotture, gli allungamenti dei turni di erogazione arrivati a 10-12 giorni, l'insufficiente e oneroso ricorso alle autobotti private per compensare le sacrosante richieste dei cittadini, le perdite idriche trascurate per molti mesi e mai adeguatamente riparate, con tutto ciò che comporta in termini di danni all'ambiente, alle strade, alle abitazioni, all'economia delle aziende e dei cittadini, con disagi legati alla depurazione. Questo quadro desolante e per ciò che ci riguarda, afferma la consulta delle associazioni, è solo la punta di un iceberg molto più grande e ancora per certi versi sommerso. Ed è giallo sull'ultima lettera che il boss Matteo Messina Denaro avrebbe cercato di spedire dal carcere dell'Aquila prima di morire. La lettera è stata bloccata dagli agenti della polizia penitenziaria. Sentiamo la corrispondenza. Il boss Matteo Messina Denaro, prima di morire, lo scorso settembre, avrebbe cercato di spedire una lettera dal carcere dell'Aquila, dove si trovava dopo l'arresto avvenuto nel gennaio del 2023 a Palermo, dopo 30 anni di latitanza, ma la missiva sarebbe stata bloccata dall'apparato di sicurezza che sorvegliava il boss di Cosa Nostra. Si tratta di un vero e proprio giallo scoppiato nelle scorse ore, anche perché nulla si sa né del destinatario della lettera, anche se si pensa che quest'ultimo potesse essere la figlia Lorenza, riconosciuta in extremis prima di morire, e non si sa neppure del suo contenuto, ma potrebbe essere un documento importante, l'ultimo scritto personalmente dell'ex padrino di Castelvetrano, di cui potrebbe rappresentare anche un vero e proprio testamento. Quel che è certo, come riporta la cronaca online, è che la lettera in questione non superò i rigidi controlli della polizia penitenziaria. Gli agenti la intercettarono e ne bloccarono l'invio, mentre
Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con una ordinanza del 4 aprile, respinse il reclamo contro il mancato inoltro della missiva presentato dallo stesso boss. Ma tutto è comunque segretato, per cui non si possono attualmente conoscere ulteriori dettagli. Messina Denaro sapeva che aveva i giorni contati a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute in seguito al tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2020. Il primario dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, che lo aveva in cura, aveva spiegato con molta onestà al boss il suo quadro clinico, ragion per cui è possibile che nella lettera autografa scritta in cella Messina Denaro possa aver parlato di affari affidandoli a uomini di fiducia. Si ricordi che, seppur non si possa quantificare tutto il suo patrimonio, si parla di beni di proprietà del capomafia per circa 4 miliardi di euro. 2 voli a settimana per 710 passeggeri che potranno così viaggiare direttamente da Palermo a New York. Da giugno sarà infatti possibile grazie alla nuova rotta presentata oggi da Neos, la compagnia aerea italiana, parte di Alpitour World. La rotta collegherà gli aeroporti Falcone e Borsellino e il JF Kennedy a partire dal 9 giugno del 2024 per tutta la stagione estiva. Ci saranno 2 voli a settimana che partiranno da Palermo ogni martedì e domenica alle ore 11:25, arrivando negli Stati Uniti alle ore 14:50. Il ripristino dopo 5 anni del volo diretto Palermo-New York è una bella notizia per tutta la Sicilia. Un collegamento più funzionale tra l'isola e gli Stati Uniti avrà certamente ricadute positive per la nostra economia. Questo quanto dichiarato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani commentando la presentazione del collegamento aereo diretto Palermo-New York. Si è svolta presso la Biblioteca Comunale di Raffadali la premiazione del concorso Una poesia per il Natale 2023 e la premiazione dei premi speciali a personalità che si sono distinte nei vari campi. Noi abbiamo seguito l'evento. Si è svolta presso la Biblioteca Comunale di Raffadali la premiazione del concorso Una poesia per il Natale 2023 e la premiazione dei premi speciali a personalità che si sono distinte in vari campi. Presenti il sindaco della città Silvio Cuffaro, il presidente della biblioteca Enzo Alessi, con la presentazione dell'evento da parte di Maria Giuseppina Terrasi. Nel corso della serata si sono esibiti anche gli alunni della scuola Galileo Galilei, diretti dal maestro Pontoriero, eseguendo musiche natalizie. Quindi i 3 artisti, Maurilio Lala, Gero Galvano e Filippo Lobrutto, che hanno eseguito canti siciliani con l'accompagnamento della fisarmonica, della chitarra e della ciaramedda. Quindi la premiazione dei poeti vincitori del concorso Una poesia per Natale e la consegna dei premi speciali. I vincitori del concorso in lingua italiana sono andati a Girolamo Lamarca di Ravanusa, a Salvatore Amico di Caltanissetta, a Liliana Arrigo di Agrigento, a Giuseppe Macauda di Modica, mentre per il concorso in lingua siciliana ha vinto Lia Lobue di Racalmuto, Tonino Butticè di Agrigento, quindi Girolamo Lamarca di Ravanusa. I premi speciali sono stati assegnati a Nellina Librici, dirigente scolastico a Sciacca, Anna Maria Putortì, capitano dei Carabinieri di Agrigento, Luigi Costanza, dirigente scolastico di Agrigento, Chiara Sciabarrà, vicequestore di Agrigento, Nino Savarino, primario oncologo dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, e alla collega Margherita Supriano, giornalista della nostra emittente. Un palo importante di cultura, diceva il professor Alessi, per questa biblioteca e anche per questi riconoscimenti che avete deciso di consegnare oggi alla vigilia di Natale. Sì, sicuramente la presidenza del professor Alessi ha dato uno slancio notevolissimo, diverse manifestazioni, è un vulcano di idee, ogni sabato c'è una manifestazione dove porta a Raffadali molte persone vengono da altri territori e partecipare a manifestazioni che organizza. Questo è un segnale positivo non solo sotto l'aspetto culturale, che dà la possibilità ai cittadini del Raffadali di conoscere anche e confrontarsi con persone che vengono da fuori, ma anche per conoscere e apprendere. Avete preparato un ottimo cartellone natalizio? Sì, abbiamo un cartellone natalizio, speriamo che riusciamo a portarlo a termine, visto
il tempo che abbiamo avuto per organizzarlo, ci sono tutti i giovani in fermento, abbiamo messo in movimento un'intera comunità dove faremo un bel Natale all'insegna della libertà, della pace, della serenità, della fratellanza e della vicinanza da tutte le famiglie. Vorremmo fare una cena sociale con gli anziani, con i diversamente abili, in modo tale da cercare di racchiuderci tutti in una grande famiglia, per come è giusto che lo sia. Professore, parliamo di questo premio che ha deciso di assegnare come biblioteca comunale a Raffadali. Riconoscimenti a personalità che si distinguono nel mondo delle istituzioni, della cultura, e poi anche ai poeti che hanno partecipato al concorso Una poesia per Natale. E devo dare atto ancora una volta al Consiglio di amministrazione della Biblioteca Comunale, al Sindaco, di volere fare di questa biblioteca un faro permanente di cultura, ed è importante questo, e noi lo faremo. Nell'ambito delle manifestazioni natalizie organizzate dal comune di Porto Empedocle, sabato si è preparata una mega torta di 100 kg davanti alla sede del comune, a cura dello chef Giovanni Mangione, coadiuvato da diversi pasticceri. Noi eravamo sul posto. Sindaco, la manifestazione natalizia a Porto Empedocle oggi con una mega torta fatta dallo chef Giovanni Mangione. Si entra nel vivo delle manifestazioni empedocline di Natale? Sì, già dal giorno 10 avevamo iniziato questo periodo natalizio con l'inaugurazione della Casa del Borgo Natale alla Torre. Questa oggi è la prosecuzione di un lungo periodo di feste natalizie che si concluderà per l'Epifania. Ed oggi è un momento importante perché grazie allo chef Giovanni Mangione abbiamo voluto realizzare qui in piazza per la cittadinanza e per tutti coloro che vorranno venirci a trovare una cassata gigante per dimostrare che in questo periodo necessario di scoprire quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri dolci, e grazie a Giovanni che si è prestato anche a questa sfida, perché non era semplice costruire e mettere su un'opera di questo tipo, però come avete avuto modo di vedere è un'opera d'arte che adesso i nostri concittadini avranno modo di gustare, in modo tale da non solo riempirsi gli occhi ma anche la pancia. Quindi questa sera, e questo è un momento importante, Giovanni ha dimostrato ancora una volta di essere un grande chef. Le condizioni atmosferiche ci sono state clementi, almeno fino a quest'ora. Dico, andiamo avanti in questo modo e speriamo che questo Natale sia felice per tutti e che l'anno nuovo porti buone cose a questa città. Sindaco, un cenno anche alle manifestazioni che finiranno per l'Epifania? Sì, c'è tutto un calendario che è partito, abbiamo detto, il giorno 10 e coinvolge l'intera città con tutta una serie di manifestazioni. La prossima sarà lunedì prossimo in Piazza Kenny, ci sarà la manifestazione del Bosco Incantato, una bella manifestazione importante che coinvolgerà le scuole di questa città, distribuite su 2 turni, perché lo spettacolo è importante, è bello, fatto veramente in modo molto coinvolgente, e quindi saranno coinvolte le scuole di questa città. Le manifestazioni si protrarranno fino al 6 di gennaio con la chiusura del concerto del 6 gennaio nella Chiesa Madre, messo in piedi dalla nostra banda musicale del maestro Riguccio. Giovanni, la volta di Porto Empedocle, una mega torta qui, diciamo, per allietare le feste in occasione del Santo Natale. Parlaci un po' di questa realizzazione, quello che ci è voluto, i vari chef che siete stati impegnati. Sì, intanto in primis ringrazio al sindaco per aver creduto in questo progetto, anche all'assessore Gallo per avermi coinvolto. Noi è già da mesi che ci lavoriamo su questo progetto della torta. Finalmente siamo riusciti, abbiamo fatto una bellissima torta, circa 300 kg, fatta con ricotta fresca di Santo Stefano, con il pistacchio anche puro siciliano di sopra. Ovviamente il tema è il Natale in cui abbiamo anche coinvolti un bel po' di colleghi. Purtroppo per il meteo, magari che c'è un po' di freddo, qualcuno non è potuto venire, anche perché oggi è sabato, però alla fine siamo riusciti a poter realizzare questa bellissima torta. Una torta che sicuramente se ne parlerà, perché è una torta, ripeto, un pochettino particolare, perché abbiamo realizzato anche una torta monumentale fatta con il pastigliaggio, con il zucchero soffiato. Comunque
dei lavori diciamo che nell'ambito della pasticceria un po' particolari, che pochi sanno fare, però alla fine siamo riusciti e ora aspettiamo la gente che viene a degustare. Quante ricotta, quante uova avete consumato? Allora, uova circa più di 1000 uova, abbiamo fatto più di 150 kg di ricotta e poi abbiamo messo anche circa un 20 kg di frutta candita e tante decorazioni con zucchero roccia e zucchero caramellato e comunque diciamo che la torta secondo me è anche più di 300 kg. Don Mario, anche lei ha voluto essere presente qui a Porto Empedocle per questa mega torta? Sì, Giovanni è sempre la persona veramente in gamba che coinvolge tutti gli amici e io non potevo mancare per Giovanni e per quello che fa, perché veramente si sacrifica e poi lo fa con amore e con piacere. La sua professione glielo permette di essere così. Devo dire che Giovanni praticamente non fa altro che dare lustro sia alla provincia di Agrigento e sia alla Sicilia e in tutto il mondo, perché noi quando Giovanni fa qualcosa ci adoperiamo e con Giovanni abbiamo fatto 6 record del mondo dei Guinness dei primati. Giovanni è stato sempre presente, è un ragazzo che è cresciuto sotto le nostre ali e ha dato grande capacità e ancora tanti margini di miglioramento e questo noi dobbiamo cercare per la nostra Sicilia, ragazzi che hanno entusiasmo e amore per questo lavoro, per poter dare certezza e sicurezza alla nostra professione, ai nostri beni della nostra Sicilia, quindi la materia prima importante che abbiamo e farla conoscere al mondo sia come artigianalità che come gusto vero e proprio. È un esempio per tutti, ci tenevo veramente, Giovanni lo fa per tutti. Lei vediamo che ha un riconoscimento particolare. Sì, questo è il collegio Cocorum, non solo, ma il riconoscimento importante, questo lo è come diciamo associazione cuochi. Lui l'associazione cuochi, lui praticamente è senatore. Poi io sono un ufficiale della Repubblica, solo per il cavalierato grazie al mio lavoro, io sono conosciuto grazie al mio lavoro. Un lavoro importante anche per i giovani, ecco, che consiglio dare lei ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere di pasticcere? Professione, scusa. Certo, questa professione, perché gli permette di avere sempre un lavoro sicuro, perché si trova sempre lavoro, se non si va d'accordo in un posto ne troverà un altro migliore. Se c'è la passione, fare da mangiare per le persone, quindi il pasticcere che naturalmente viene dopo il pranzo, è una cosa che serve a tutti i giorni, tutti ne abbiamo di bisogno e quindi è una cosa che non si può dimenticare e che è sempre futuro assicurato, ecco, in ogni discorso c'è dove andiamo a mangiare, dove ci andiamo a prendere un dolce, quindi è sulla bocca di tutti e tutti i giorni. A partire dal prossimo 1 gennaio 2024 il reddito di cittadinanza sarà sostituito dall'assegno di inclusione. Vediamo il servizio. Sono oltre 11.000 palermitani che nel luglio scorso hanno perso il reddito di cittadinanza e da oggi molti di loro potranno chiedere l'assegno di inclusione. La nuova misura messa a punto dal governo Meloni andrebbe ad agevolare quei nuclei familiari che includono almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura ed assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Come annunciato dalla ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, spetta anche ai soggetti inseriti in un percorso di protezione dalla violenza di genere. Il nuovo assegno è condizionato, deve cioè rispettare alcuni precisi requisiti, ad esempio sotto il profilo di cittadinanza, soggiorno e residenza o della condizione economica, ed è subordinato all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. C'è un limite di reddito, il sussidio è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, ma a differenza del reddito di cittadinanza non sono previsti solo requisiti patrimoniali e di reddito. Le persone occupabili
con un'età compresa tra i 18 e i 59 anni sono ora escluse dal beneficio anche se hanno una situazione finanziaria precaria. Si potrà presentare la domanda per l'ADI sul sito dell'INPS e attraverso i patronati, poi da gennaio anche attraverso i CAF. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo il decreto attuativo registrato dalla Corte dei Conti, ha deciso di dare l'avvio alle richieste in anticipo. Ciò, ha spiegato il Ministero, consentirà il pagamento dell'assegno già alla fine di gennaio. Non ci sarà quindi alcun click day. La platea è di oltre 737.000 nuclei familiari. L'assegno di inclusione seguirà quindi l'avvio del supporto formazione e lavoro, partito il 1° settembre scorso e chiuderà così il capitolo di reddito di cittadinanza. Arriva anche la carta di inclusione, una ricaricabile emessa da Poste Italiane, attraverso cui sarà erogata la nuova indennità. Il supporto formazione e lavoro invece prevede un trasferimento diretto via bonifico. Si tratta di 350 euro al mese per massimo 12 mesi per le persone occupabili. L'ADI potrà essere riconosciuto per 18 mesi e rinnovato dopo la sospensione di un mese per ulteriori 12 mesi. L'importo massimo annuo è di 6.000 euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. È di 7.560 euro l'anno se il nucleo familiare è composto da persone over 67. E l'Agragas perde ancora all'Esseneto contro il Siracusa per 2-0, il servizio curato da Carmelo Lentini. Prova di forza del Siracusa che sbanca l'Esseneto con una doppietta dello scatenato Alma, che ha sfiorato il tris colpendo anche una traversa. Carico al punto giusto, sornione ed opportunista quando basta, il Siracusa del tecnico Cacciola conquista 3 punti preziosi e continua l'inseguimento al Trapani sopra di appena 4 punti. Di contro un Akragas vivace, specie nel primo tempo, che riesce ad insediare la porta di Lamberti con alcuni tiri dalla distanza. In questi frangenti l'Akragas sembra avere il predominio assoluto del gioco, infatti al 21esimo Di Mauro riesce a incunearsi in area di rigore tra Calambola e Markic. Li supera con destrezza, ma il suo tiro finale è debole e centrale e quindi anche facile preda per il portiere Lamperti. Al 15esimo Akragas vicino al vantaggio con Jama su punizione, il cui tiro va a cozzare contro l'incrocio dei pali. 2 minuti dopo ci prova Garufo con un tiro al volo da limite, ma termina sopra la traversa. Buoni dunque i primi 20 minuti della compagine di Coppa, con quella retusea un po' attendista che alla prima occasione ottiene il gol del vantaggio con Alma. Corre il 25esimo, l'azione parte da Maggio che recupera un pallone a centrocampo e serve Zampa. Assist millimetrico per Alma che prima stoppa di petto, pallone che cade sul ginocchio ed infine tiro al volo di sinistro all'angolo basso del sordiente portiere Vaccarino. Un'esecuzione impeccabile, anche perché il bomber ha evitato di fare cadere il pallone su un terreno davvero precario che lo avrebbe reso incontrollabile. Una gran bella rete ed applauso a scena aperta da tutto lo stadio. Colpito a freddo, l'Akragas tenta una reazione, ma una bella azione portata avanti da Di Mauro e conclusa da Trombino viene respinto dall'attento Lamberti, ma al 39esimo, dopo un veloce contropiede, il Siracusa, sempre con lo scatenato Alma, va vicino al raddoppio, ma il pallone impatta sulla traversa. Al ritorno in campo l'Akragas cerca di farsi avanti, ma va a cozzare contro il muro aretuseo predisposto da Sush e Markic. Ma il protagonista della giornata è sempre lui, Giuliano Alma, che al 63esimo, servito benissimo da Sena, infila Vaccarino all'angolo destro alto. Ultimo sussulto dell'Akragas al 90esimo con Grillo dal limite, il cui tiro termina di fuori poco. Per l'Akragas si tratta della 4ª sconfitta interna contro le prime della classe, vale a dire Trapani, Vibonese, Siracusa
e Licata, mentre per la compagine aretusea continua l'imbattibilità insieme al Trapani in questo campionato. Mercoledì si giocherà l'ultima gara del girone di andata con l'Acregas che gioca fuori a Portici, mentre Siracusa giocherà giovedì con il Real Casalnuovo. Ed ora spazio alle interviste. Io non so perché ci sia questo piacere, scusate sono senza voce ma ho urlato tutta la partita, questo piacere di per forza criticare un gruppo oppure un allenatore rispetto a quello che abbiamo visto ogni qualvolta abbiamo giocato contro le grandi squadre. Fare finta di alcune cose a me dispiace, nel senso che non dire e non raccontare i fatti mi dispiace, io lo faccio, ma lo faccio per una questione di onestà concettuale, prima nei miei riguardi e poi nei riguardi anche dei miei ragazzi. Io ho visto un primo tempo da parte dell'Acregas, i 30 minuti, credo veramente fatti bene, dove purtroppo il calcio è fatto di episodi. Se facciamo un gol meritato in quel momento, io credo che la partita potesse cambiare e potesse anche indirizzarsi a favore nostro. Poi il calcio, ripeto, è fatto così, non facciamo gol noi e fanno gol loro nel momento in cui forse non lo meritavano proprio. Però noi non è che siamo scesi in campo oggi pensando di non soffrire contro un Siracusa e nonostante questo, ripeto, per me la partita sta tutta là nei primi 30 minuti e nei primi 30 minuti noi possiamo fare più di una volta gol e non lo facciamo e facendo anche una grande mole di gioco e poi la partita poi inevitabilmente chiusa al primo tempo in svantaggio di un gol deve un po' cambiare inevitabilmente perché noi dobbiamo tentare anche di spingere un po' qualcosina. Non hai la stessa serenità che avevi nel primo perché sai di essere in svantaggio e poi il Siracusa ha trovato anche il secondo gol, però io lo devo ribadire questo, ma in maniera distesa e serena. Se non ci diciamo tutti la verità allora non va bene. Abbiamo perso contro una squadra che nei valori è molto più forte di noi e non credo meritando la sconfitta perché il calcio oggi più che mai è fatto di episodi. Nei primi 30 minuti l'Acregas meritava di andare in vantaggio. Se fossimo passati in vantaggio oggi staremmo qui probabilmente a parlare di un altro risultato, come forse invece staremmo a parlare lo stesso di una sconfitta, ma io mi aspettavo che facessimo gol da un momento all'altro nei primi 30 minuti. Adesso la sfida contro il Portici in trasferta mercoledì per chiudere il girone di andata. Che gara ti aspetti? Complicatissima perché il Portici è una squadra che ha fatto un grande risultato fuori casa a Vibo, ancora prima ha vinto contro il Castrovillari, quindi un altro impegno tostissimo. Per cui andremo a Portici per un'altra battaglia, per l'ennesima battaglia, ma noi non vogliamo mollare, i ragazzi sono entrati dentro lo spogliatoio sconfortati ma con la testa alta perché sanno la prestazione che hanno fatto oggi e vogliono continuare in questo percorso tutti insieme. E vediamo ora una panoramica dei risultati di calcio nelle serie minori, curata sempre dal collega Carmelo Lentini. Questi i risultati invece di questa 18ª giornata. Grandinata di reti, ben 8 del Trapani sulla malcapitata Gioiese e con un punto d'anticipo si laurea campione d'inferno. A 4 punti insegue il Siracusa che supera l'Acregas all'Esseneto. Si stacca di 3 punti dal secondo posto la Vibonese fermata in casa dal sorprendente Portici che poi tra l'altro è il prossimo avversario dell'Acregas. Al 7° posto in zona tranquilla l'Acregas, malgrado la nuova sconfitta, mentre peggio ci stanno le 4 compagine e calabrese, tutte impelegate per non retrocedere, e sono la Gioiese, Castrovillari, San Luca, Locri, oltre la Campana, Portici. Ma attenzione a non commettere ulteriori passi falsi. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa giornata. Come dicevamo prima, Acregas Siracusa 0-2, Castrovillari Licata 0-0, Locri a Ciriale 2-2, Ragusa Sant'Agata 0-1, San Cataldese Reggio Calabria 0-2, Trapani Gioiese 8-0, Real Casalnuovo San Luca 1-1, Vibonese Portici 1-1, hanno riposato Igea e Canicattì. E scendiamo di categoria. In eccellenza Girone A,
La Nissa si conferma capolista indiscussa e vincendo seppur di misura contro l'Aspra, che tra l'altro è l'ultima in classifica, è ugualmente campione d'inverno al Giro di Boa. Risponde bene la Pro Favara che pur soffrendo passa a Trapani con il minimo risultato contro l'Accademia. Perde anche il Mazzara 46 che così si stacca dal duo di testa. Non fa oltre il pari casalingo lo Sciacca fermato dalle Geraci. Ma vediamo nel dettaglio i risultati. Accademia Trapani Pro Favara 0-1, Casteldaccia Mazzara 46 1-0, Folgore Fulgatore 1-1, Castelbuono Castellammare 2-1, Sciacca Geraci 1-1, Marineo Don Carlo Misilmeri 0-0, Mazzara Athletic Palermo 0-7, Aspra Nissa 1-2. Scendiamo ancora di categoria, andiamo nel campionato di promozione Girone A, impresa del Gemini che di misura supera il capolista San Giorgio Piana e consolida il quarto posto in classifica generale. Alla conclusione del girone di andata, il Girone A di promozione, tagliano il traguardo da campione d'inverno il San Giorgio Piano e il Città di San Vito Lo Capo con 28 punti ciascuno. Il Gemini è la quarta Agrigentina che in classifica è in generale ha più punti, mentre il Camarat si ritrova al settimo posto. Casteltermini sconfitto tra le mura amiche dal capolista Città di San Vito Lo Capo, mentre l'Empedoclina cede a Partinico di misura con il locale Partinico Audaci. Ma vediamo un po' di vedere i risultati. Cus Palermo Camarat 2-2, Alcamo Parmonval 1-2, Bagheria batte Iccarense 4-0, a Casteltermini passa il Città di San Vito Lo Capo per 3-2, Marsala Giardinellese 2-1, Partinica Audace Empedoclina 2-1, Gemini San Giorgio Piana 1-0. Adesso il campionato di promozione Girone A si ferma per le festività natalizie e di fine anno e riprenderà domenica 7 gennaio 2024. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.